distretti di protezione civile sono delle delimitazioni territoriali che in provincia di Belluno grosso modo sono sovrapponibili ai confini delle unioni montane, a parte Belluno e Alpago, perché Ponte nelle Alpi fa parte del distretto dell'Alpago come protezione civile, e hanno la funzione di raggruppare appunto vari comuni e i volontari di quell'area in modo da garantire una risposta più efficace, in modo anche da garantire attrezzature che siano gestite in maniera corretta, perché noi abbiamo molti piccoli comuni. Se ogni comune avesse il suo gruppo comunale con tutte le dotazioni, avremmo probabilmente una quantità di dotazioni enorme, invece così si mettono in comune anche alcune dotazioni e questo vale per tutto il Veneto. Il Veneto è suddiviso ovviamente in 7 province, ma fra le province e i comuni c'è questo soggetto intermedio che è il distretto di protezione civile. Ci troviamo a Longarone, in piazza 1° Novembre, al numero 1, di fronte alla sede del coordinamento, che è anche sede del centro operativo misto. Il coordinamento è un insieme di 10 organizzazioni, associa i gruppi comunali di Longarone, Ospitale e Zoppedicadore, le associazioni di protezione civile antincendio boschivo di Ospitale, il nucleo operativo di protezione civile Radio Club Val di Zoldo, le stazioni del soccorso alpino Longarone e Val di Zoldo, la Val Belluna Emergenze e il servizio soccorso ambulanza di Forno di Zoldo. Nel 2005 hanno deciso di associarsi per avere una maggiore forza e una maggiore voce anche a livello istituzionale, specializzate su diversi fronti. 2 di queste sull'ambito sanitario, in convenzione anche con il 118, 2 di queste come antincendio boschivo, quindi lotta agli incendi in convenzione con la Regione Veneto, altre sono a livello generico di protezione civile, quindi si occupano di logistica, quindi sono dislocate capillarmente su tutto il territorio del distretto, 2 stazioni del soccorso alpino, quella di Longarone e della Val di Zoldo. Contiamo 320 volontari complessivamente su tutto il coordinamento, unendo tutte e 10 le squadre. Le nostre attività sono molteplici. Come coordinamento, innanzitutto coordiniamo le attività delle varie squadre in modo che non ci siano doppioni sostanzialmente. Ci rapportiamo con le istituzioni per avere una maggiore voce, una maggior competenza, se vogliamo. Facciamo delle esercitazioni congiunte su tutte le squadre e questo è un valore aggiunto del coordinamento, perché ci permette di far conoscere i volontari, e avendo i volontari già conosciuti, i volontari di altre squadre, durante le situazioni di emergenza reale, quando si troveranno a lavorare in condizioni non ottimali, si conoscono già e già hanno un certo feeling, se vogliamo. Durante VAIA i nostri compiti come coordinamento sono stati quelli di fornire supporto alla direzione di protezione civile della Regione Veneto tramite la struttura del centro operativo misto. Tutte le varie squadre sono state impegnate fin da sabato sul pattugliamento del territorio, assistenza alla popolazione e supporto alle istituzioni locali quali i comuni piuttosto che l'Unione Montana. Attualmente il coordinamento è proprietario di un pick-up, un L200, che è stato acquistato nel 2017 per la squadra comunale di Zoppedicadore. Siamo dotati anche di un furgone 9 posti Volkswagen che è in dotazione al soccorso alpino della stazione di Longarone. Tutte le altre squadre sono dotate di altri mezzi. Il gruppo comunale di Longarone è dotato di 4 fuoristrada adibiti anche ad incendio boschivo. Il gruppo di Soverzene ad un pick-up adibito antincendio boschivo, una Panda. Il soccorso alpino ha altri mezzi di sua proprietà. La Val Belluna Emergenze invece è dotata di 5 autoambulanze, un'auto medica e il servizio soccorso ambulanza di Forno di Zoldo di altre 2 autoambulanze. La nostra sede, oltre ad essere la sede sociale del coordinamento, è il centro operativo misto previsto in caso di calamità. È stato ad esempio aperto durante VAIA, è divisa
su 2/3 stanze. La prima è una sala radio dotata di postazioni sia per le radio sia per la segreteria, un'altra stanza dove c'è la sala riunioni con le dotazioni informatiche per ospitare quella che, se vogliamo, è la stanza dei bottoni.